diciamo quest'anno più che mai è significativa il tema del presepe, insomma, per noi è diventato da anni un'esperienza normale. Anche il municipio esponiamo da qualche anno in presepi di un nostro concittadino cardenale, piuttosto che altre iniziative legate al tema delle attività. Da quando abbiamo avuto un po' di difficoltà economiche anche sulle luminarie, abbiamo deciso di togliere, di lasciare l'albero di Natale e di fare il presepe sulla Mutra, e credo che sia un'iniziativa che continua ad essere apprezzata. Ma l'aspetto di questa mostra, che ho avuto occasione di cominciare ad assaporare, a vedere, è che oltre al significato della natività, quindi del messaggio cristiano del presepe, c'è una capacità di espressione artistica delle opere che sono esposte in questa mostra, che sono veramente eccezionali. E voglio fare i complimenti a tutti gli artisti che si sono così messi in gioco, perché quando si fa una mostra ci si mette sempre in gioco, si espone le proprie opere, e siete stati veramente bravi, e credo che le opere siano delle unicità che io vi ringrazio di aver scelto Codognier per esporre le vostre opere, perché credo che questa sia una mostra veramente da guardare, da vedere, da visitare e da condividere con tutte le nostre famiglie. Quindi l'invito è: portate i bambini, i ragazzini, le vostre famiglie, insomma diffondete, pubblicizzate questa iniziativa, perché credo che sia veramente un'iniziativa che merita attenzione. Voglio fare i complimenti e concludo il mio intervento all'associazione CIF di Codognier, presidente, non io la presidente, ma con lei voglio estendere a tutti i volontari che hanno lavorato, e so che avete molto lavorato in questi giorni per realizzare questa mostra, e grazie e complimenti.